Il Vicenza vede incredibilmente l'occasione di riportarsi sotto al Padova dopo aver pareggiato settimana scorsa a 1-1 contro il Lecco, e questo derby contro il Caldiero è assolutamente da vincere per la squadra di Vecchi, che in casa quest'anno non ha mai perso in 15 partite, 12 vittorie, 3 pareggi, ottenuti 39 punti su 45 disponibili in questo campo contro oggi il Caldiero, che ha vinto nell'ultimo turno 2-0 contro il Novara, che in questo momento appare in un ottimo stato con risposte positive dopo il ritorno di Soave in panchina. Sono tornate le prestazioni, è tornata anche a muoversi la classifica con 5 punti ottenuti nelle ultime 5 partite, potevano anche essere di più considerate le ottime partite giocate contro Renate e Feral Pisolò, con prestazioni importanti messe in campo dalla squadra veronese. Oggi incontro quasi impossibile sulla carta contro il Vicenza, ma nel calcio, soprattutto in Serie C, mai dire mai, una partita veramente importante questa tra Vicenza e Caldiero nel finale di stagione. Tante assenze per il Vicenza oggi, Della Latta squalificato, Cuomo con il risentimento muscolare non disponibile per questa partita insieme a Rolfini che è infortunato, anche De Col ha avuto un problema dell'ultimo minuto alla schiena, non potrà essere nemmeno in panchina. Sono rientrati però Ronaldo e Della Morte, entrambi titolari nella partita di questo pomeriggio. Anche il Caldiero è senza Mazzolo e Mondini, squalificati, fuori anche Aldegheri per un problemino alla caviglia. E allora andiamo a vedere quelle che saranno le formazioni, con il Vicenza che fa 6 cambi rispetto alla partita pareggiata lunedì scorso contro il Lecco. Sarà come sempre 3-4-1-2 con Confente tra i pali, difesa 3 con Laezza, Leverb e Sandon, a centrocampo Zonta, Ronaldo, Carraro e Talarico davanti. Il tridente è quello composto da Della Morte, Rauti e Morra. Dall'altra parte invece il 4-3-3 per il Caldiero, che cambia un solo uomo rispetto all'ultima partita vinta brillantemente 2-0 contro il Novara, che oggi ha battuto il Padova. Gecchele in difesa al posto di Mazzolo, che come detto è squalificato, quindi sarà un 4-3-3 per la squadra di Soave, con Giacomel tra i pali, Pelagatti, Gecchele, Gobetti, Pelamatti in difesa, Feliciotto, Gattoni e Florio a centrocampo. Davanti confermato il tridente che sta facendo benissimo nelle ultime settimane, Cazzadori e Fasan sulle corsie. Davanti invece c'è Scappini, una partita veramente fondamentale. Vecchi che ha detto nella conferenza di ieri, nella prepartita: abbiamo 6 gare da giocare, può cambiare tutto da un momento all'altro. È stata una dichiarazione premonitrice quella dell'allenatore del Vicenza, visto che proprio oggi il Padova ha perso 2-1 incredibilmente contro il Novara, tra l'altro sbagliando un calcio di rigore con Liguori nel secondo tempo, e quindi incredibilmente il Vicenza può portarsi a -1 dopo veramente una stagione di grande ricorsa, dove questo pubblico ha spinto per tutto l'anno, e oggi un'occasione ghiottissima per il Vicenza per andare a 74 punti. Padova adesso ne ha 75 quando rimangono 6 partite da giocare per il Vicenza, ne mancano 5 invece per il Padova. Caldiero che è tornato alla vittoria invece nell'ultimo turno contro il Novara, vittoria interna 2-0. Adesso i punti in classifica sono 25, la squadra crede nei play-out, nella possibilità di giocarsi la salvezza anche nella post-season, quindi vedremo due squadre agguerrite, ognuna per il proprio obiettivo. Quasi tutto pronto per il calcio di inizio, primo pallone che sarà giocato da Morra, primo pallone per il Vicenza e la partita inizia con il primo giro palla del Vicenza, con Laezza che apre subito per Talarico verso il centro del campo, l'ex giocatore della Virtus Verona. Largo Della Morte, potrebbe subito mettere un cross interessante sul primo palo verso Rauti, che non riesce a prendere il pallone, poi salta il numero 7, prova a girarla Della Morte, anzi è stato Morra, subito impegnato Giacomel, subito Vicenza pericoloso dopo 27 secondi. Cominciato molto bene la squadra di Stefano Vecchi, almeno sembra questo la prima immagine, la prima impressione, con Della Morte che va al cross, palla interessante messa fuori non benissimo da Gecchele, poi Rauti salta e Morra con questa girata spalla alla porta non facile. Giacomello comunque concentrato sul suo palo. Vicenza che ha pareggiato 2 delle ultime 3 partite,
2-2 contro l'Atalanta Under 23, 1-1 contro il Lecco settimana scorsa, in mezzo il successo importante 1-0 contro il Novara. Squadra che in casa specialmente non lascia a scampo alle avversarie, imbattuta esattamente come il Padova. Cammino quasi perfetto per il Vicenza, una stagione fantastica sia per il Vicenza sia per il Padova, si stanno giocando tutto fino alla fine, vivremo un campionato meraviglioso. Intanto Ronaldo con la palla profonda, si muove bene largo Claudio Morra, che poi vorrebbe ricominciare, gira male però il pallone, Ronaldo poi lo scorta direttamente in rimessa laterale. Ronaldo rientro importante, così come quello di Della Morte, subito l'11 titolare del Vicenza. Leverba scambia con Carraro, Ronaldo si abbassa, supera Fasan, rischia di perdere il possesso, supera anche Gattoni. Bella giocata di Ronaldo che poi va in verticale, una palla non semplice, controllata bene stavolta da Gekkele. Giacomella alza lungo, davanti c'è Cazzadori che non è esattamente un colpitore di testa, non è un giocatore altissimo, là davanti potrebbe avere problemi contro giocatori con una stazza diversa come Leverb o Sandon. Nelle palle alte, qui calcio di punizione fischiato in favore del Vicenza, che in casa quest'anno ha segnato 33 gol e ne ha subiti soltanto 5. Squadra ingiocabile in casa il Vicenza, che è partita bene, forte anche oggi in questi primi 3 minuti. Talarico sbatte sulla schiena di Pelamatti. Talarico, lo scambio, Della Morte, Talarico, Laizza, di solito gioca a De Col in quella posizione, oggi parte titolare il numero 23. De Col ha avuto un problemino alla schiena dell'ultimo minuto, sembrava potesse partire il numero 26 in questa partita, invece comincia Laizza insieme a Leverb e Sandon nei 3 dietro per la squadra di Stefano Vecchi. Laizza, come avete visto, attacca molto spesso sganciandosi dalla posizione di braccetto, ormai il calcio moderno lo vediamo fare a tantissime squadre, quello di impostare con una difesa a 3, poi uno dei 2 braccetti lascia la propria zona di competenza per andare per superiorità numerica a livello offensivo. Qui un piccolo problemino per la bandierina dell'assistente. Prima piccola pausa di questa partita dopo 3 minuti e 40, già una conclusione pericolosa per Morra del Vicenza. Questo è il pubblico, come sempre un'arma in più, tifoseria abituata anche ad altre categorie. Vicenza che quest'anno ha inseguito costantemente il primo posto, che è sempre stato occupato dal Padova che però negli ultimi mesi ha abbastanza rallentato la propria corsa. Sono arrivate 3 sconfitte nelle ultime 5 partite addirittura. Prima invece aveva perso soltanto una volta nelle precedenti 28 partite di campionato. Qualcosa si è inceppato evidentemente nel Padova. Il Vicenza invece sembra essere in un momento ancora brillante, anche se ha pareggiato l'ultima partita contro il Lecco scorso lunedì. Aveva portato in vantaggio la squadra Morra al 36esimo minuto, poi Sene al 74esimo era riuscito a pareggiare quella partita. Giacomella, attaccato da Morra, deve alzare questo pallone un po' di fretta, riconquista il Vicenza. Ronaldo ricomincia, Leizza, Ronaldo, blocco basso per il Caldiero, Ronaldo davanti, stavolta preciso verso Rauti, la combinazione che non si chiude con Morra, poi Gattoni, largo Pelagatti, disturbato però da Sandon che era rimasto in zona offensiva. Caldiero in difficoltà in questi primi minuti, c'era ovviamente da aspettarselo, partita molto dura per il Caldiero, nel campo probabilmente in questo momento più difficile da affrontare nel girone A di Serie C. Bravo a vincere il duello
Là dietro Carraro, poi brutta palla persa dalla Vicenza, possibilità per il Caldiero, palla troppo profonda verso Fasan, che però può insistere con questo cross tagliato sul fondo, controllato da Confente. Pare che ha preso un brutto giro, quella di Fasan, traiettoria molto tesa, poi terminata direttamente sul fondo. Vicenza che chiaramente ha una proiezione super offensiva, deve chiaramente stare attento a non perdere palloni nella propria metà campo, perché Caldiero è una squadra che davanti ha tanto talento, l'ha detto anche l'allenatore Stefano Vecchi in conferenza stampa. È vero, Caldiero ha preso tantissimi gol quest'anno, 57 in 33 partite, una squadra che difensivamente quest'anno ha avuto problemi immensi, davanti però ha segnato comunque 32 gol, non sono pochi, in 32 partite per una matricola, una squadra da sempre abituata a giocare nelle categorie dilettantistiche e che sogna di potersi giocare anche la prossima stagione ancora una volta in Serie C. C'è bisogno però di far punti, proverà sicuramente la squadra di Soave a farli anche nella partita di oggi. Gekele, Pelagatti alza questo pallone in avanti, prova a muoversi Cazzatori, capocannoniere del Caldiero quest'anno con 6 gol, una delle sorprese positive della squadra allenata da Soave. Palla diretta in avanti dove c'è Della Morte che prova a scattare, Pelagatti però in vantaggio. Giacomel non perde tempo, mette in rimessa laterale, già ripartito però il Vicenza, vuole restare in ritmo nonostante ci sia stata una piccola pausa in questi primi 8 minuti per un problemino alla bandierina dell'assistente. Ora tutto risolto. Della Morte, Carraro, Leverbe, cercato Zonta lateralmente, poi Sandon protegge in rimessa laterale. Palla laterale verso Talarico, potrebbe andare al cross Raul Talarico, 1 contro 1, Talarico va allo scarico. Della Morte, Laezza, osserva il movimento dei compagni, Morra voleva prendere posizione in area di rigore, brava a riconquistare il pallone in avanti Claudio Morra, poi Talarico, palla murata, insiste il Vicenza, Ronaldo, palla larga, ecco il cross, 5 giocatori del Vicenza in area di rigore e nessuno di questi riesce a mettere il pallone in porta. Come attacca la squadra di Stefano Vecchi in questi primi minuti in maniera veramente molto convinta. C'era carica sul portiere Giacomel che è stato disturbato al momento dell'uscita. Qui rivediamo il cross interessante messo in area di rigore, erano in 5 i giocatori del Vicenza, Morra, Della Morte, Rauti, anche Talarico era andato in area. Presenza offensiva clamorosa quella del Vicenza, che utilizza molto il cross come arma tattica e va a riempire l'area di rigore. Oggi manca uno dei migliori giocatori su questo fondamentale l'inserimento per la squadra di Vecchi, ovvero Della Latta, ma comunque l'area è sempre piena. Cazzatori prova a connettersi con Florio, Gattoni, combinazione larga, poi ricomincia il Caldiero, fa alzare un po' il Vicenza. Giacomel, trovato bene lì a centrocampo Gobetti, Florio, palla persa dal Caldiero, Talarico, Ronaldo, c'è spazio a sinistra per tanti compagni, Ronaldo, la sua intenzione è sempre quella di verticalizzare ma allarga questo pallone, interessante il cross ancora una volta, bravo però Giacomel ad intercettarlo. Talarico, 1 contro 1, altro cross che arriva, messo fuori da Gobetti, poi Sandon, palla rimane larga, altro cross che viene murato, allora Gattoni può allontanare. Tanto qui viene fischiato il fallo
contro il Vicenza. Calcio di punizione per il Caldiero. A battere Giacomel non fa amicizia particolarmente con lo stadio Romeo Menti, uno degli stadi più prestigiosi della Serie C. Oggi il Caldiero arriva con orgoglio a giocarsi una possibilità di avvicinare la zona play-out. Ovviamente partita non semplice, partito fortissimo il Vicenza, 12 minuti però 0-0. Leverbe, Carraro, cercato la palla verticale verso Della Morte, bravo Fasan a mettersi nella linea di passaggio, intercettare questa palla, poi Talarico viene raddoppiato, genera questa rimessa laterale. Carraro, Laezza. Caldiero sembra essersi messo in campo con una sorta di 3-4-3 che diventa un 5-4-1 in fase difensiva, per dare più densità all'interno dell'area di rigore, dove ci sono tanti giocatori del Vicenza ad attaccare. Ancora una volta Beghetto va con il sinistro, Giacomel in presa alta, abbastanza comoda, però arrivano e come gli attacchi del Vicenza. Attacca con gli esterni, attacca con i tre attaccanti. Sorta di 3-4-3 quello del Caldiero, che quindi si mette praticamente a specchio con il Vicenza. La palla troppo profonda per Beghetto, che aveva trovato maniera di prendersi lo spazio lateralmente, mentre Jekele va a battere la rimessa laterale. Cazzatori, viene messo giù, calcio di punizione Caldiero. Ronaldo polemico con il direttore di gara, c'era fallo, però ha visto bene l'arbitro Giorgio Vergaro della sezione di Bari, che adesso va faccia a faccia con Ronaldo. Ha un carattere, lo sappiamo, molto particolare, viene avvisato, stare un po' più tranquillo. Filiciotto imposta con la difesa a 4 al Caldiero, per quando era di difendere, almeno dalle prime impressioni sembra come difesa a 5. Tanto Gobetti, Giacomel, Florio, Filiciotto ritorna da Giacomel, pressione alta del Vicenza, vediamo se il Caldiero se la cava in uscita. Palla alzata da Pelagatti, passa in qualche modo il pallone, Sandon con fallo su Cazzatori, che riesce a guadagnare un secondo calcio di punizione nel giro di pochi minuti. Bravo qui il numero 97 del Caldiero, far respirare la sua squadra, farla un po' uscire dal momento di apnea. Vicenza con un primo quarto d'ora ottimo, ha prodotto già diverse occasioni, intanto esterno troppo pretenzioso, troppo difficile in verticale. Vicenza che appena riconquista palla va direttamente a cercare i tre giocatori offensivi Della Morte, Morra e Rauti, almeno questa sembra l'intenzione. Tanto Morra ha messo giù, tutto regolare, si rialza Morra, tiene il possesso, ricomincia Ronaldo. Largo Beghetto, in area Rauti, Della Morte, Morra, tutti quanti. Sul secondo palo Talarico, ben anticipato da Pelamatti con la testa direttamente in rimessa laterale.
Sempre il solito schema, sempre solita giocata per il Vicenza. Con la palla larga e meno 4 giocatori a attaccare in area di rigore. Talarico vuole portarsela sul destro, non c'era spazio per quel tipo di giocata che non gli riesce. Palla che termina in rimessa laterale. Sarà battuta da Pelamatti. Florio, Pelamatti, va lungo, stavolta non può arrivare Cazzadori. Rimessa per il Vicenza. Laizza, mentre vedete Cristian Soave rientrato sulla panchina del Caldiero, del suo Caldiero, quella squadra che ha portato dai dilettanti 3 professionisti con una cavalcata veramente pazzesca l'anno scorso. Già 5 punti in 5 partite, con la vittoria nell'ultimo turno 2-0 contro il Novara. Della Morte vuole il fondo, altro cross, secondo palo verso Rauti, colpo di testa da parte di Pelagatti, altro cross messo fuori da Pelamatti. Bravo Talarico a capire dove sarebbe rimbalzato il pallone, fa rigiocare il Vicenza. Sandon, Leverbe gira da questa parte con qualità, gran controllo di Talarico che potrebbe andare a calciare, altra conclusione murata. Bravo Florio a capire, a intercettare in anticipo le intenzioni di Talarico, che poi in riaggressione individuale commette fallo. Calcio di punizione Caldiero. Vicenza che in queste ultime partite di campionato affronterà Pro Vercelli, Union Clodiense, Virtus Verona, Triestina e Trento. Partite diverse, un calendario però non così impossibile, non così difficile per il Vicenza negli ultimi turni di campionato, mentre il Padova dovrà affrontare l'Atalanta Under 23, il Lecco, la Triestina, la Clodiense e il Lumezzane. All'ultima giornata, quella che si giocherà a fine aprile, una cavalcata veramente fantastica, un testa a testa meraviglioso che stiamo vivendo dalla prima giornata insieme. Il Vicenza che insegue la squadra padovana praticamente da tutta la stagione. Adesso Di Vario si è assottigliato, oggi potrebbe tornare a -1, ma serve vincere qui. Partita non scontata. Dopo 19 minuti ancora 0-0. Giacomel va lungo con la testa Leverbe, recupero di Florio. Pelamatti, largo Florio, ignorato il numero 20. Pelamatti fa tutto da solo, poi deve scaricare questo pallone, cercato in maniera difficile Fasan, poi commette fallo perché aveva perso posizione di vantaggio sul pallone rispetto a Carraro. Calcio di punizione per il Vicenza. Dopo 27 secondi era andato a colpire pericolosamente la squadra avversaria con una conclusione di Morra, poi tanti cross, alcuni di questi più pericolosi di altri. Adesso un momento in cui Caldiero sembra aver preso un po' le misure agli attacchi del Vicenza, che comunque arriveranno nel corso di questa partita. Rimessa Pelamatti, va lungo su Cazzadori, ancora Pelamatti, non getta il pallone, ricomincia da Giacomel, fa venire fuori un po' il Vicenza. Giacomel di prima, giro palla tranquillo del Caldiero che non butta via la palla. Ci sono sempre le due punte, Morra e Rauti del Vicenza, sui due difensori centrali del Caldiero. Adesso Giacomel costretto ad allargare su Pelagatti, poi di prima Gattoni lungo su Cazzadori, solito duello con Sandon che rallenta l'azione del suo avversario, poi allontana anche il pallone.
essere questo un po' lo schema del Caldiero di Soave, ovvero quella di attirare un po' la pressione del Vicenza, cercare poi l'imbucata con un centrocampista direttamente verso la qualità di Cazzatori. Pelamatti, sale Talarico su di lui, Filiciotto, altra giocata in avanti, stavolta sbaglia Fasan. Della Morte, palla riconquistata nella metacampo offensiva dal Vicenza. Talarico aspetta qualche compagno, c'è Ronaldo, vicino anche il numero 4 Carraro. Poi Della Morte sfida Fasan, che non è un difensore ma resiste di posizione, mette il pallone in rimessa laterale. Talarico, Laezza, cross Murato, poi Scappini scivola al momento di gestire il pallone, sgambettato secondo l'arbitro Gori. Calcio di punizione per il Caldiero, guadagnato da Scappini. Qui invece Stefano Vecchi, tante voci su di lui in questo momento, voci che lo vedrebbero molto vicino alla futura Inter Under 23 per la prossima stagione. Lui ha detto in conferenza stampa, glissando la questione, si trova bene qui, che ha un altro anno di contratto e vuole onorarlo. Intanto si gode il momento con il Vicenza. Morra non riesce ad andare da Della Morte, recupera il Caldiero che potrebbe girare il campo, vediamo se si distende la squadra di Soave. Filiciotto, palla diretta in avanti, buono lo stop di Cazzatori, largo c'è Fasan, Cazzatori aspetta anche Pelamatti, in tre in area di rigore, pronti a ricevere un eventuale cross che per adesso non arriva. Eccolo Fasan, murato da Laezza, testa fuori. Laezza direttamente in avanti, scivola però al momento del rinvio, ne approfitta il Caldiero. Giacomella, attaccato come sempre da Morra, arriva anche Raute a disturbare Gekkele. Bravo però a non farsi intimorire dalla pressione forte di Rauti, un giocatore molto veloce. Gli fa sbattere il pallone addosso, sarà il rinvio dal fondo per Giacomella. Cambiato tanti giocatori rispetto alla partita di Lecco il Vicenza, squadra probabilmente con la rosa più profonda di questo girone. Rosa veramente completa, anche perché oggi mancano veramente tanti giocatori importanti. Florio, Pelamatti, direttamente in avanti verso Fasan che si stacca da Laezza. Cazzatori prova a lavorare spalle alla porta, molto bravo Sandon, sempre su di lui. Sarà un duello molto importante quello tra Sandon e Cazzatori. Questa partita Cazzatori già ha subito 2 falli da parte di Sandon. Giacomella, Pelamatti, grande rischio, Della Morte può calciare, Della Morte, Giacomella va a dire di no al numero 99 del Vicenza. Colossale occasione, ma che regalo del Caldiero al Vicenza, veramente non si possono regalare palloni del genere agli attaccanti della squadra di Stefano Vecchi, che ha adesso un rimpianto ancora 0-0. Della Morte ha sbagliato una grande occasione con un tiro dal limite pulito. Ronaldo prova a calciare lui, Giacomella la mette fuori. Talarico, non è finita, altro cross, stavolta troppo alto, troppo profondo, vediamo se rimane buona la palla. No, è terminata fuori direttamente sul fondo, poi è rientrata. Giacomella si spiega con Pelamatti. L'uscita del Caldiero è stata veramente difficoltosa, è vero, la squadra si prende tanti rischi, non getta via la palla, attira la pressione del Vicenza, però lì bisogna avere veramente tanto sangue freddo. Perché i giocatori del Vicenza pressano bene, pressano forte, soprattutto se dovessero recuperare palla in quella zona di campo davvero sbagliano poche volte, come poco fa con Della Morte che ha centrato lo specchio della porta, va detto, tiro però non irresistibile, dove Giacomella
compiuto una parata buona, ma non assolutamente impossibile. Punizione Caldiero, 26 minuti ancora 0-0, 0 tiri per il Caldiero. Vicenza che invece è arrivato tante volte alla conclusione, un paio di grandi occasioni, ancora però non l'ha sbloccata la squadra di Vecchi, che può sfruttare il passo falso del Padova per riportarsi a -1. Filiciotto, prima di Rauti, Gecchelè, Pelagatti, Gattoni, Pelamatti, Filiciotto, e comincia con calma. Vicenza che si chiude sempre bene dietro con questo blocco medio, poi fa ripartire la pressione. Scappini messo a terra dalla Ezza in maniera regolare, Ronaldo messo giù altrettanto regolarmente. Allora attenzione alla possibilità per il Caldiero con Fasan, Fasan può calciare, Fasan! Che occasione per il Caldiero, dentro c'era Cazzadori che non è riuscito a spingere questo pallone in porta, forse era addirittura un tiro quello di Fasan da posizione clamorosamente ottima. Guardate qui Fasan, difficile dire se sia un tiro o un cross dall'area piccola, secondo me da lì devi tirare sempre. Cazzadori però aveva preso il tempo al centro dell'area di rigore. Se il pallone fosse stato passato con precisione da Fasan a Cazzadori sarebbe stato molto probabilmente 1-0 Caldiero. Questo era fallo, secondo me, però da parte di Filiciotto. Gori ha lasciato correre, però intervento che ha visto palla ma anche tanta gamba nel contrasto. È stato preso Ronaldo in maniera anche abbastanza dura. Si rimane sullo 0-0, incredibile occasione per il Caldiero poco fa, dopo un'ottima prima mezz'ora scarsa del Vicenza. Beghetto va lungo verso Morra, anticipato alle spalle da Gecchelè, palla che passa a centrocampo con spazio Fasan, davanti i Cazzadori insieme a Scappini, scattano ma la palla non arriva. Gattoni, Fasan, da questa parte si propone Florio, vicino a Pelamatti, riceve il numero 14, rimane in zona anche Florio, in area c'è Scappini, pronto a prendere posizione, eccolo il cross, Scappini prova a prolungare verso Cazzadori, palla che passa dall'altra parte, c'è Beghetto. Ronaldo, riaggressione del Caldiero che attacca in avanti per soffocare il possesso del Vicenza, che però non ha problemi a gestire. Confente, azione da questa parte Talarico, poi c'è pallone largo per Della Morte, si torna da Ronaldo, regista del Vicenza torna a destra dove c'era Della Morte largo, era andato dentro invece Raul Talarico. Scambiano spesso le posizioni Talarico Della Morte, Talarico che ha fatto il centrocampista centrale in passato, ragazzo che ha un passato anche tra i dilettanti con il Montecchio Maggiore, sempre in provincia di Vicenza, poi è passato alla Virtus Verona e adesso pedina importante del Vicenza che guadagna questo calcio di punizione alla mezz'ora di gioco sotto la spinta del proprio pubblico. Molto probabilmente andrà Ronaldo con il destro, sono in 6 a saltare, occhio alle Verbe e compagni in area di rigore. Parte Ronaldo, la palla è morbida, sul secondo palo il colpo di testa direttamente sul fondo, la parte mi è sembrato di Sandon, prodotto del settore giovanile del Vicenza, esordito in Serie B nell'anno della retrocessione, poi confermato sempre con la prima squadra vicentina. Eccolo il cross di Ronaldo, con Sandon che ha colpito quando ancora
era in fase ascendente, non ha calcolato benissimo il tempo dello stacco. Pelamatti, Florio, testa di Beghetto, Rauti voleva connettersi con Della Morte, viene però anticipato il numero 99, Giacomel, altra palla lunga, Scappini prova a disturbare, colpo di testa di Carraro, poi rischia il Vicenza, brutta palla regalata a Cazadori che se la allunga troppo, incredibile, un errore grave per parte, fallo in attacco poi di Cazadori che rischia anche l'ammonizione secondo me su questo intervento perché è intervenuto con la gamba tesa su Laezza. Ma che palla aveva regalato il Vicenza al Caldiero e poi ha sbagliato una cosa abbastanza semplice. Cazadori che aveva il campo aperto, l'area di rigore praticamente spalancata, si è allungato troppo il pallone, stava arrivando anche Fasan con spazio da questa parte, sarebbe stato un tiro pulito dall'interno dell'area per il Caldiero. Un po' di disattenzioni difensive da una parte e dall'altra, risultato però ancora sullo 0-0. Prima il Caldiero aveva perso palla in area di rigore praticamente regalando un tiro pulito Della Morte, adesso il Vicenza stava per fare lo stesso. Cazadori è mancato un po' di sangue freddo nel momento giusto. Della Morte in area di rigore, Della Morte centrale, Giacomel, calcio d'angolo. Bella partita in questi primi 33 minuti, adesso si sta accendendo il ritmo al Menti. Piovono le occasioni da una parte e dall'altra. Qui Della Morte con il controllo e con il destro che non è il suo piede. Centrato comunque ancora una volta lo specchio della porta, va Ronaldo dalla bandierina, pronto per il calcio d'angolo. 4 giocatori del Vicenza in area, vediamo se ne arriva un quinto. Della Morte rimane a presidio, Ronaldo pronto a battere, occhio a Morra sul secondo palo, palla verso di lui, scavalcato, poi Rauti salta, stessa cosa di Sandon precedentemente, ovvero una palla che stava scendendo con colpitore di testa, invece era in ascesa e la palla schizza ancora una volta sul fondo. Giacomel che va con il rinvio lungo. Alla meglio centrocampo Leverb. Poi alzato un'altra palla su Scappini, leggermente spinto. Poi Florio, scivolata brutta da parte di Leverbe, mi è sembrato. Calcio di punizione, Cazadori al limite dell'area atterrato e calcio di punizione, giallo per Carraro mi sembra. Disattenzione ancora una volta del Vicenza che ha lavorato male su un rimbalzo, punizione dal limite per il Caldiero. Sì, è Carraro ad essere scivolato, c'era l'area di rigore ancora una volta spalancata per Cazadori. Falciato da Carraro, guardate la faccia di Cazadori quando era a terra, si è disperato perché c'era la possibilità di andare alla conclusione, ancora una volta pulita dal limite dell'area di rigore per sfidare Confente. Adesso c'è comunque un'altra possibilità con il calcio di punizione, con il destro Fasan, con il sinistro Feliciotto. Fasan che ha avuto già una grande opportunità, da lì potrebbe andare un mancino, però sembra più convinto Fasan. Fischegori, parte Fasan direttamente sulla barriera, ancora Fasan con il sinistro, alto sul fondo. Caldiero che sta avendo nella seconda parte di primo tempo diverse occasioni, una partita che forse sembrava più scontata di quello che è in realtà, anche se Caldiero, abbiamo detto già da prima del calcio d'inizio, sta vivendo un momento positivo, stanno arrivando prestazioni importanti, stanno arrivando anche i punti. L'ultima partita contro il Novara può aver dato anche un'ulteriore dose di fiducia, un 2-0, una vittoria con clean sheet, con 2 reti di scarto. Caldiero che ha le sue idee e le pratica in maniera molto convinta e sta tenendo bene il campo con il Vicenza in questi primi 35 minuti. Adesso stanno arrivando anche le opportunità, è vero, causate, generate anche da disattenzioni individuali del Vicenza là dietro.
Leverbe va direttamente in avanti verso Rauti, un po' fuori dalla partita in questi primi 36 minuti, il numero 7 del Vicenza. Il gioco fermo, possesso per il Caldiero, forse la palla era uscita in fallo laterale, quindi sarà rimessa con le mani per la squadra di Cristian Soave. Allenatore che ha una bellissima storia perché ha sempre lavorato parallelamente anche come netturbino, ha detto io non abbandonerò mai il mio lavoro nonostante la passione per il calcio, la passione per fare l'allenatore, tantissimi anni per lui tra i dilettanti. Adesso, parentesi più importante della sua carriera, tra i professionisti, è stato esonerato, poi richiamato, adesso Caldiero clamorosamente rivitalizzato dal ritorno di Soave in panchina. Morra, grandissimo stop, regolare, bravo Morra che poi mette questo cutback, palla che diventa buona per Cazadori, che gira su Ronaldo, calcio di punizione. Bravissimo qui ancora una volta Dennis Cazadori, sta giocando un primo tempo importante, ma probabilmente il giocatore migliore di questa stagione del Caldiero. Dennis Cazadori, classe 2004, nato a Legnago in provincia di Verona, nella Bassa Veronese, 6 gol e 3 assist in campionato, un altro gol anche in Coppa Italia Serie C. Ragazzo in prestito dall'Hellas Verona, cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas. L'anno scorso per lui in prestito all'Arzignano Valchiampo, ha giocato 800 minuti in campionato senza mai trovare il gol. Quest'anno invece i suoi gol sono 7 con la maglia del Caldiero. Mancano 7 minuti alla fine del primo tempo, squadre che stanno giocando a buon livello, qualche disattenzione difensiva, però primo tempo molto gradevole a Romeo Menti. Qui la Izza prova un'imbucata verso Morra, palla troppo tesa, troppo verso Giacomel che abita facile. Ci sarà anche un minimo di recupero perché ha avuto problemino la bandierina dell'assistente di Gori all'inizio partita. Almeno un minutino di recupero potrebbe starci. Talarico, spinto alle spalle, secondo me qui c'è fallo da parte di Florio perché non si possono mettere le mani nella schiena dell'avversario. Ronaldo, Talarico contro Florio, vorrebbe portarsela sul destro per andare a crossare, poi ci pensa Ronaldo, il cross non è un granché, palla che era terminata nello specchio della porta, facile però per Giacomel il controllo di questa traiettoria. Poi non butta via la palla il Caldiero, pela Matti, deve alzare, regala a Ronaldo, gira a sinistra, sale anche Sandon, vicino Rauti, Sandon non va al cross, ci pensa Beghetto, palla murata verso Rauti, anticipato da Gekkele, poi Sandon bravo con il recupero alto. Ronaldo sceglie di andare a sinistra, Ronaldo si intende male con Beghetto, getta via pallone Ronaldo che è un giocatore che non sceglie mai la giocata più facile, sempre un giocatore molto ambizioso nelle scelte. Chiaramente questo porta anche a qualche margine di errore, un giocatore che cerca sempre la verticalità, che cerca sempre un'imbucata, una soluzione favorevole per rendere l'azione più pericolosa. Ronaldo che è passato anche importante con il Padova, che è il rivale del Vicenza in questa stagione, non solo. Intanto palla sul primo palo e il gol del Vicenza che la sblocca con Morra al 41esimo. Se l'è trovata praticamente addosso, l'ha girata in qualche modo, sempre con un cross il Vicenza a furia di crossare. Alla fine il pallone è entrato, l'ha sbloccata ancora una volta Morra, come settimana scorsa contro il Lecco. Porta in avanti il Vicenza attualmente a -1 dal Padova.
Ecco il cross, Morra in qualche modo è riuscito a metterla dentro, secondo me non se l'aspettava nemmeno lui, perché era stato contrastato in maniera molto ravvicinata dal difensore centrale del Caldiero, mi sembrava Gobetti, poi l'ha toccata in qualche modo, non so se con la testa, con la spalla, in modo poco pulito, palla che però termina all'angolino e Morra sblocca la partita, forse anche con un pizzico di fortuna. C'è sempre però in area di rigore il numero 90 del Vicenza, un fattore quest'anno. Morra, gol numero 11 in campionato per il numero 90 del Vicenza. Vicenza che l'ha sbloccata dopo tanti sforzi in questo primo tempo. Adesso la partita potrebbe essere anche in discesa, perché il Caldiero è costretto a sbilanciarsi e possono aprirsi spazi importanti per la squadra di Stefano Vecchi. Della Morte, la combinazione ottima verso Rauti, centralmente è pronto Morra, Della Morte con tanto spazio, Morra finta sul primo palo, va sul secondo, Rauti! 1-2 terrificante del Vicenza, prima Morra, adesso Rauti, raddoppio letale della squadra di Vecchi, grandissima combinazione a centrocampo, la palla larga per Della Morte e il gol anche di Rauti, gol fondamentale, perché adesso il Vicenza rischia di andare negli spogliatoi sul risultato di 2-0, doppio vantaggio e con un secondo tempo tutto da gestire. Sesto gol in campionato per Rauti, 2-0 Vicenza. Eccola qui l'azione fantastica tra Della Morte e Rauti, ha fatto tutto bene il numero 99 andando a servire Rauti, che si era collegato precedentemente in maniera perfetta con Nicola Rauti, che fa il cuoricino verso i propri tifosi, porta sul 2-0 il Vicenza in 2 minuti, 2 gol. Adesso vantaggio importante per il Vicenza, Caldiero che è stato sorpreso dalla squadra di Vecchi sul finale di primo tempo. L'ha sbloccata Morra con un colpo forse non del tutto volontario, con un colpo di testa terminato all'angolino, poi un'azione fantastica con una combinazione rapida, veloce ed eseguita in maniera veramente perfetta. Morra che ha segnato il suo terzo gol consecutivo dopo quelli di Novara e Lecco. Prima volta in stagione che riesce a segnare per 3 partite di fila. È arrivato successivamente anche il gol di Nicola Rauti, terzo miglior marcatore della stagione del Vicenza. Non era partito titolare nell'ultima gara Rauti, era entrato nel secondo tempo, 12 minuti al posto di Ferrari. Oggi primo tempo non particolarmente brillante nei primi minuti da parte di Rauti, classe 2000 di Legnano, cresciuto nel settore giovanile del Torino, poi però ha fatto tutto bene nell'azione del 2-0 con il suo primo gol dallo scorso 23 febbraio, non segnava da un mese. Intanto Pelamatti prova a regalarsi un'occasione al Caldiero, palla al centro area e Florio era andato a anticipare la Ezza e gli ha sporcato però la conclusione. Sono 2 minuti di recupero, sono 2 anche i gol di vantaggio del Vicenza sul Caldiero. Altra palla persa adesso la squadra di Vecchi, recuperata però da Carraro, fallo da parte di Scappini, calcio di punizione per il Vicenza, adesso può prendersi tutti i secondi possibili per andare un po' a raffreddare il ritmo e andare negli spogliatoi sul risultato di 2-0. La classifica dice Padova 75, Vicenza 74. Prossimo turno Atalanta Under 23 contro Padova
Padova ancora in trasferta, e Pro Vercelli Vicenza, due trasferte insidiose per queste due squadre. Testa a testa veramente meraviglioso, dopo 33 giornate soltanto un punto di differenza tra Padova e Vicenza. Ovviamente una partita tutta ancora da vincere per il Vicenza, che però ha messo un'ipoteca importante con 2 gol di vantaggio sul Caldiero a 45 minuti dalla fine di questa partita. Ronaldo vuole spingere, palla verso Talarico, con la testa Pelamatti, non benissimo, attenzione alla palla che rimane in area di rigore. Ancora una volta Talarico, scarico, c'è Carraro, ultima possibilità di primo tempo. Della Morte va a giro sul primo palo, Giacomel sembrava in traiettoria, palla che termina alta sul fondo, di poco sopra la traversa. Ed è probabilmente così che finisce questo primo tempo. Il Vicenza avanti 2-0 sul Caldiero, i gol di Morra e Rauti. Le 2 punte scelte da Vecchi per questa partita portano avanti il Vicenza. 2 gol di vantaggio della squadra di Vecchi su quella di Soave, che ha giocato un sicuramente buon primo tempo, positivo, sfruttando anche qualche errorino da parte. Una giornata che può essere cruciale, la 33esima di questo girone A in Serie C, perché il Padova oggi ha perso contro il Novara nelle partite delle 15, 17:30 invece il Vicenza, chiamato subito alla sua occasione da sfruttare contro il Caldiero, ha risposto subito presente nel primo tempo, vantaggio di 2-0, i gol prima di Morra, poi di Rauti. Morra che ha sbloccato la partita esattamente come era successo negli ultimi 2 turni contro Novara e Lecco, dove aveva sempre segnato addirittura gol vittoria contro il Novara, mentre con Lecco gol dell'1-0, poi ha pareggiato Sene alla fine. Anche Rauti è tornato al gol esattamente un mese dopo l'ultima volta, ha segnato contro il Lumezzane, torna al gol importante, quello che mette un po' di distanza tra Vicenza e Caldiero. Adesso c'è anche margine d'errore per la squadra di Vecchi, Caldiero che dovrà giocare una ripresa di coraggio come ha giocato comunque nel primo tempo. Caldiero che poi crollato su una situazione di cross dove Morra ha messo dentro il pallone in maniera abbastanza particolare, in maniera forse non del tutto volontaria, palla che però è terminata all'angolino con un po' di sorpresa da parte del numero 90 del Vicenza. Bravo comunque sempre a trovarsi al posto giusto al momento giusto in area di rigore. Già rientrato in campo il Caldiero, che appunto ha giocato i primi 35 minuti in maniera veramente ottima, dove ha avuto anche la possibilità colossale con Fasan di portarsi in vantaggio in questo campo dove non ha mai vinto nessuno quest'anno. Vicenza che se dovesse vincere oggi andrebbe ad ottenere 45 punti sui 51 a disposizione in casa, veramente una media pazzesca, la migliore media del campionato. Diventerebbe a quel punto, superando addirittura il Padova, che nelle stesse partite non ha mai perso ma avrebbe un pareggio in più nelle partite giocate in casa all'Euganeo, rispetto alla squadra di Vecchi che si candida a dare del filo da torcere fino alla fine al Padova per giocarsi la promozione in Serie B. E a 5 giornate dalla fine, se dovesse vincere questa partita, la differenza tra le due squadre sarebbe soltanto di un punto, con il Padova che ha perso 3 delle ultime 5 partite. Sembra un po' in difficoltà. Comincia il secondo tempo con il primo pallone giocato dal Caldiero, non ci sono cambi, quindi ricominciano gli stessi 22 del primo tempo, con Vicenza in campo con il 3-4-1-2, con Fente tra i pali, difesa 3 con Laezza, Leverb e Sandon, Talarico, Ronaldo, Carraro, Beghetto a centrocampo, davanti Della Morte, Rauti e Morra. Dall'altra parte invece il Caldiero con il 4-3-3, Giacomel tra i pali, Pelagatti, Gecchele, Gubetti e Pelamatti in difesa, Filiciotto, Gattoni e Florio a centrocampo, davanti Fasan e Cazzadori insieme a Scappini. Confente non ha dovuto effettuare parate nel primo tempo, anche se Caldiero ha avuto un'occasione gigantesca non sfruttata da Fasan.
Il pallone terminato largo. Ora vedremo come gestirà, come sceglierà di far passare i minuti il Vicenza, se buttarsi a capofitto alla ricerca del gol che chiuderebbe definitivamente la partita, visto che comunque in questo campo il Vicenza ha preso soltanto 5 gol in tutta la stagione. Difficile pensare che possa prenderne 3 in 45 minuti dal Caldiero. Carraro, Ronaldo, Talarico, spinto tanto nel primo tempo, così come Beghetto dall'altra parte. Beghetto che poi ha trovato anche l'assist per Morra per il gol dell'1-0. Sono arrivati veramente tantissimi cross su azione da parte del Vicenza nell'area di rigore del Caldiero. Si è difeso come ha potuto fino a 10 minuti dalla fine del primo tempo, poi è crollato nella combinazione tra Della Morte e Rauti, che è andato a raddoppiare e a mettere in discesa la pratica. Chiaramente ancora da archiviare. Talarico, dentro, bene, Morra, si muove Rauti. Da questa parte arriva anche Beghetto. 1 contro 1, può andare al cross, buono sul primo palo. Rauti prova a toccare con il tacco, palla che termina direttamente sul fondo. Con la solita giocata appunto che porta al cross un esterno del Vicenza, con l'area di rigore che viene riempita dai 3 attaccanti, un incursore e l'esterno opposto. Gattoni, Gobetti, Giacomella, Filiciotto, lo attacca Ronaldo, palla persa dal Caldiero, recupera Laezza, Carraro, poi Leverb, Sandon, palla non perfetta per Beghetto che tocca per ultimo, credo sarà rimessa per il Caldiero. Contrasto forte su Gekkele che era finito a terra. Pelagatti, palla alzata, Cazzatori riesce a prendere il tempo su Sandon. Beghetto la copertura, altra palla alzata da Gekkele, occhio a Fasan. Scappini, apertura buona per Florio, in 2 in area di rigore, pronti a ricevere un eventuale cross che arriva adesso, non perfetto da parte di Gekkele, mette fuori il Vicenza in rimessa laterale. Palla giocata su Gattoni, dentro sul secondo palo. Scappini, leggero ritardo su questo cross. Palla che termina sul fondo per il Vicenza. Sono già passati 5 minuti della ripresa. Vicenza basta gestire il vantaggio, anche se il Caldiero ha le armi per fare male, lo ha mostrato nel primo tempo. Palla alzata direttamente su Rauti, da parte di Confente, poco precisa però la soluzione del portiere del Vicenza. Gekkele, attaccato forte, trova una buona traccia interna per Florio, palla su Scappini anticipato dalle Verb. Ronaldo lotta sul rimbalzo, gestisce, fallo su di lui, calcio di punizione. Veramente Ronaldo un maestro nel proteggere il pallone. Subisce tanti falli di questo tipo. Lui riceve sempre una pressione alta perché è un giocatore con più qualità.
centrocampo del Vicenza, giocatore in grado di verticalizzare in maniera pericolosa, sempre molto bravo, però proteggere la palla, così subisce davvero tanti falli. Ronaldo, Sandon, largo c'è Beghetto, buona la traccia interna per Rauti, si butta dentro Sandon in area di rigore, c'è Beghetto con il cross verso Morra, chiuso da Filiciotto in rimessa laterale. Andrà Beghetto con la rimessa lunga probabilmente. Vediamo se va in area, è così. Palla sul primo palo, prolungata sul secondo Morra. Pericolosissima opportunità per il Vicenza, con Morra che praticamente in area piccola era andato a tentare la girata. Palla che però non è uscita bene dal suo destro. Ronaldo prende gli applausi del Romeo Menti. Laezza, Talarico, si avvicina della morte. Talarico, Carraro, Ronaldo, verticalizzazione della morte, prova a girarsi, c'è Morra a sostegno Rauti, Morra si gira bene, c'è Talarico, largo della morte, potrebbe andare al cross della morte 1 contro 1. Eccolo il cross di Della Morte, l'ultimo a toccare è Filiciotto e c'è il calcio d'angolo. Tutti ancora una volta all'interno dell'area. Vicenza che dà l'impressione di poter essere sempre pericoloso. Non cala il ritmo della squadra di Vecchi, che già tenendo il pallone nella metacampo offensiva di fatto neutralizza le possibilità del Caldiero di essere pericoloso e in più aumenta le possibilità di chiudere la partita. Ecco il cross sul primo palo, prova a prenderla in qualche modo Carraro, poi la conclusione da fuori che termina sul fondo da parte di Raul Talarico. Tiro potentissimo da parte dell'ex giocatore del Montecchio Maggiore della Virtus Verona. Riparte subito il Caldiero perché non ha tempo da perdere. Bravo qui a centrocampo Gattoni, fa uscire Pelamatti, si ripropone Gattoni, palla per il numero 4, vicino c'è Fasan, fa salire da questa parte anche Giechele, taglia la strada a Rauti, fallo, punizione Caldiero. Qui era nato tutto da un'ottima conduzione in costruzione da parte di Gattoni, aveva rubato il tempo al suo marcatore, aveva aperto la superiorità numerica a centrocampo. Bravo secondo me Rauti con questo fallo tattico. Un po' di polemiche, non ho ben capito per quale motivo. Beghetto, Morra verso Rauti, ancora Morra, Rauti non riesce a prendere questo pallone anticipato da Giechele. Gobetti, Filiciotto, Pelamatti, Gattoni, Pelagatti. Per lui un passato importante con la maglia del Padova, i rivali del Vicenza quest'anno, ha giocato con la maglia bianco-rossa dal 2019 al 2022, poi passato alla Carrarese, al Legnago, dal gennaio del 2025, passato al Caldiero. Occhio adesso perché c'è spazio per il Vicenza che attacca con un 2 contro 2 possibile, largo c'è Morra, 1 contro 1 proprio con Pelagatti. Morra si gira in qualche modo, Morra verso Rauti, potrebbe calciare Rauti, destro murato da parte di Gattoni, poi Morra con il destro a sua volta al volo, conclusione poco semplice che termina sbucciata sul fondo. Abbiamo detto Caldiero adesso deve cercare in qualche modo di costruirsi le possibilità di dimezzare lo svantaggio, e così facendo genera occasioni per il Vicenza molto più facilmente. Fasan, Pelamatti, Fasan,
gli va sopra Pelamatti, servito con i tempi giusti, palla però imprecisa. Talarico poi scorta il pallone direttamente sul fondo. Sono 11 minuti passati in questo secondo tempo. Non è l'unica partita che si sta giocando in questo girone in questo momento. Albino Leffe e Lumezzane 1-0 con il gol di Baroni. Albino Leffe che sta facendo un cammino fantastico quest'anno, quarta in classifica. Albino Leffe con 53 punti, campionato veramente ottimo. Poi l'altra partita che si sta giocando è quella tra Virtus Verona e Lecco, con il Lecco che sta vincendo 1-0, aumentando le sue possibilità di salvezza. Intanto palla profonda verso Cazzadori, chiuso bene da Sandon con l'anticipo. Pelamatti, Gobetti, Pelagatti, Pelamatti, palla imprecisa in avanti, può approfittarne Laezza che la getta fuori a sua volta, rimessa per il Caldiero, ancora 0 cambi. Appena detto, arrivano le prime sostituzioni. Prima per il Caldiero entra Parodi con la maglia numero 3. Dentro anche Marras, giocatore di talento. Fuori Florio. Entra anche Zerbato, l'eroe della promozione dalla Serie D alla Serie C. 3 cambi per Soave, che si gioca con le sue carte, quelle che ha a disposizione in panchina, con la freschezza, con il talento di Marras, con la qualità di Lorenzo Zerbato. Sostituzioni per il Caldiero Terme, escono con il numero 14 Pelamatti, con il numero 20 Florio, con il numero 90 Scappini ed entrano con il numero 3 È uscito anche Pelamatti, quindi Parodi andrà a fare il difensore. Adesso ci sono 4 attaccanti in campo, una sorta di 4-2-4, vedremo più precisamente con il passare dei minuti. Difesa del Caldiero che rimane a 4, con i 2 centrocampisti che rimangono Gattoni e Filiciotto, e quindi confermato 4-2-4 per il Caldiero, che si gioca l'ultima mezz'ora ovviamente con un assetto più offensivo per cercare di dimezzare quantomeno lo svantaggio e regalarsi una possibilità. Intanto Marras tocca male il primo pallone della sua partita, perde il possesso e commette fallo. Adesso ci sono Fasan, Marras, Zerbato e Cazzadori in attacco per Caldiero, con plausibilmente Fasan e Marras che fanno gli esterni, Zerbato a sostegno di Cazzadori lì davanti. Ronaldo lascia passare il pallone, aveva subito fallo anche in questo caso. Verticalizzazione poco riuscita, bravo il Caldiero qui a difendersi, concentrato a restare sul pallone. Fasan, spinto alle spalle, si prosegue, fallo. Vantaggio non concretizzato, secondo Gori, punizione per il Caldiero al 60° minuto di questa partita. Caldiero momentaneamente a meno 11 dall'ultima posizione disponibile per i play-out. Intanto palla in area di rigore messa fuori comodamente dal Vicenza. Gobetti, meravigliosa la curva del Vicenza a sostegno di questa squadra che sta cercando di lottare con il Padova giornata dopo giornata per la promozione in Serie B. Intanto contrasto all'interno dell'area di rigore abbastanza dubbio, ma sembrava sul pallone l'intervento di Gobetti. Giacchele prova a spingere il Caldiero per cercare di rimontare sul Vicenza. Ci sono fumogeni in campo adesso, atmosfera veramente incandescente a Vicenza.
Marras, che petardi, fuochi d'artificio. Marras, palla all'interno dell'area di rigore, attenzione, un giocatore a terra del Caldiero, Cazzatori e Laezza. Secondo me tutto regolare. Si rialza Cazzatori senza particolari polemiche, intanto il gioco è ripreso, ma rivediamo ancora una volta quello che è successo all'interno dell'area con Cazzatori. Qui non si vede praticamente niente, aveva preso posizione sicuramente sulla Laezza, però poi forse si è lasciato un po' andare. Rauti ha conquistato palla alta, potrebbe ripartire. Rauti 1 contro 3, Rauti vicino Morra, Rauti fa tutto da solo, è veloce, è potente, va a calciare sul primo palo esterno della rete. C'è stata deviazione forse da parte non di Giacomel ma del difensore che stava marcando Rauti, e allora calcio d'angolo per il Vicenza che in contropiede cerca il gol del 3-0. No, è stato proprio Giacomel invece a parare questo tiro di Rauti. Prende gli applausi da parte di Morra. Della Morte e Ronaldo, sempre loro dalla bandierina. Fanno passare un po' di secondi, Della Morte si allontana, andrà a battere Ronaldo, quindi un destro che andrà ad uscire. In 5 a saltare, 6 quelli del Vicenza. Palla sul primo palo, arriva Morra con la spinta su Pelagatti, calcio di punizione per il Caldiero. Momentaneamente a 25 punti, a meno 11 dalla Provercelli. Per quanto riguarda la situazione play-out, a meno 1 dalla Pro Patria, 18ª in classifica, rientrata in corsa la squadra di Caldiero. Arriva un cartellino giallo, forse per Ronaldo che ha chiacchierato troppo con Gori, utilizzando parole esagerate. Il gioco riprende, Ronaldo non d'accordo con la decisione di Gori, quindi dovrebbe essere stato ammonito Ronaldo, ammonito anche Carraro, ammoniti entrambi due centrocampisti del Vicenza. Giechele chiude Sandon, arriva Beghetto, palla verticale interessante, costretto Pelagatti a chiudere in rimessa laterale. C'era però un'irregolarità precedente, il pallone era uscito, quindi possesso per il Caldiero. Fasan punta all'area di rigore, Fasan, Cazzatori protegge benissimo il pallone, poi lo perde, era stato triplicato al limite Filiciotto con il destro, palla alta sul fondo. Conclusione di Filiciotto che aveva spazio, aveva tempo per andare a calciare, lo ha fatto in maniera neanche troppo malvagia. Talarico alza, davanti c'è Della Morte, buona protezione di palla, c'è anche il fallo, guadagna calcio di punizione Della Morte. Vicenza che sta gestendo in maniera molto matura il doppio vantaggio generato nel primo tempo. 2 cambi operati dal Caldiero, nessuno dal Vicenza, con Vecchi che tiene in panchina tante armi ancora. Altro calcio d'angolo, continua e insiste il Vicenza, spinto dal suo pubblico all'ennesimo risultato positivo in casa. In panchina ci sono giocatori importanti, Zonta, Costa, Capone, Franco Ferrari, Fausto Rossi. Diventa un'altra squadra, la Vicenza in panchina. Vedremo se a breve arriveranno anche i primi cambi, anche se la squadra momentaneamente non sembra aver bisogno di essere toccata in modo particolare. Palla sul primo palo, arriva la conclusione di Carraro al volo dall'interno dell'area, forse non se l'aspettava Carraro che quel pallone passasse.
non è riuscito a coordinarsi in maniera perfetta, ma non ha colpito per niente male questo pallone. Carraro che partiva distante, è stato ignorato da tutti, alla fine è andato a prenderla lui, poi anche un po' disturbato la Fasan. Marras prova centralmente a sfondare, non ci riesce. Rauti, anzi Morra. Rauti. Beghetto, scatto di Morra, vediamo se tiene in vita questo pallone, ce la fa. Morra, palla buona, perfetta, della Morte, no, palla uscita. Morra non è d'accordo, onestamente in diretta mi sembrava buono il pallone di Morra. Sarei curioso di vedere un altro replay, magari. Vicenza che avrebbe avuto un'opportunità gigante con Della Morte, sta preparando la conclusione, ha fischiato Gori. Ronaldo esce bene, sprint di Ronaldo e poi va a sfondare, secondo me poteva starci anche il fallo qui di Ronaldo su Parodi, però si prosegue ovviamente per la norma del vantaggio. Parodi, Laizza, pallone uscito con la deviazione, rimane in attacco il Vicenza che tiene distante il Caldiero. Per adesso i due cambi, Marras e Zerbato insieme a quello di Parodi, non hanno portato un granché di pericolosità offensiva al Caldiero, col Vicenza completamente in controllo di questa partita, almeno questa è la sensazione. Caldiero che tornerà in campo contro il Lumezzane per una partita chiave della stagione settimana prossima. Lumezzane è la prima squadra in zona salvezza, quota 38 punti. Rimessa Vicenza. Passati 23 minuti di ripresa, ne mancano 22 alla fine. Vicenza 2, Caldiero 0. Morra. Contrastato, arriva Ronaldo. Talarico. Della Morte. Si gira. Della Morte può andare al cross, dentro c'è Carraro insieme a Rauti, entrambi non riescono a prendere questo pallone. Esce Marras, seguito da Beghetto, poi Cazzadori, attaccato da Sandon, altro fallo di Sandon, il terzo contro Cazzadori in questa partita. Gattoni si lamenta per il trattamento che sta ricevendo il suo compagno di squadra. Piliciotto, Pelagatti, palla ambiziosa in avanti, sporcata ma rimane buona per il Caldiero. A 20 dalla fine, spinge Jekele, va al cross, buono sul secondo palo, messo fuori dal Vicenza. Gattoni, Parodi, va al cross praticamente da centrocampo, facilmente leggibile per i difensori del Vicenza che possono vedere chiaramente uomini e palla. Avere chiari i riferimenti vicini. Questo cross è poco pericoloso rispetto ai cross che vengono messi invece a fondo campo. Sandon, Rauti, Beghetto, Sandon, Leverbe, girano palla i giocatori del Vicenza. Adesso Caldiero con il blocco medio non si prende grossi rischi, non sale nemmeno la pressione. Questo oro colato per il Vicenza che fa passare i minuti mantenendo il pallone nella metacampo offensiva. Attenzione, palla persa, Cazzadori con fallo subito. Una volta persa palla con Sandon che si era alzato in avanti. Vicenza ha scelto subito di
chiudere la ripartenza con il fallo tattico. Arriva anche il dato del totale delle presenze oggi allo stadio Romeo Menti, sono 9.739, 40 tifosi del Caldiero, tutto il resto sono tifosi del Vicenza, quasi in 10.000 per sostenere la squadra di Vecchi, che potrebbe tornare in Serie B e sfiderà il Padova colpo su colpo da qui alla fine della stagione. Se dovesse vincere oggi sarebbe quota -1 dal primo posto, 75 Padova, 74 Vicenza a 5 giornate dalla fine. Veramente una delle stagioni più belle negli ultimi anni nel girone A, con un testa a testa fantastico. Il Padova ha il vantaggio negli scontri diretti, quindi anche un leggero vantaggio da questo punto di vista, ma il momento di forma sembra veramente diverso. Anche oggi Vicenza ha messo in campo una prestazione molto solida, molto concentrata, molto centrata. Ecco qui Stefano Vecchi, che ha un altro contratto, un altro anno di contratto con il Vicenza, corteggiato sembra dall'Inter, che potrebbe prenderlo come allenatore della futura Under 23. Zerbato va dentro verso Cazzatori, buono il controllo, Cazzatori potrebbe girarsi, non ci riesce, Fasan potrebbe calciare, Fasan si addormenta al momento di provare la conclusione. Allora Ronaldo cavalca in avanti, un po' isolato Ronaldo, davanti c'è soltanto Morra, Ronaldo protegge il pallone, lo perde e lo ritrova, poi scarica su Della Morte. Talarico, Sandon, Beghetto, Confente, con calma Laezza. Come vedete, i giocatori più avanzati del Caldiero non vanno a pressare i difensori del Vicenza, così scorrono i secondi, Vicenza prende campo, adesso trova anche l'imbucata centrale per Morra, Morra davanti per Rauti, 1 contro 1, Rauti scava benissimo, Della Morte, la parata di Giacomel e Pelagatti in calcio d'angolo. Vicenza a un passo dal 3-0 che chiude la partita. Gran palla di Rauti, Della Morte al volo, parata non impossibile di Giacomel, che comunque l'ha dovuta tirare fuori dalla porta. Poi Pelagatti, calcio d'angolo. Avrebbero segnato tutti e tre gli attaccanti del Vicenza con i gol di Della Morte. Giacomel tiene in vita il Caldiero. Palla buona verso il centro dell'area, prolungata sul secondo palo, la conclusione da parte di Carraro con la deviazione e sarà ancora calcio d'angolo. 15 minuti dalla fine. Ho visto ci sono un po' di cambi che tra poco verranno effettuati. Vediamo se adesso o dopo questo corner. Con Ronaldo che prende il pallone con tutta la calma del mondo. In area di rigore Laezza, Morra, Sandon, Leverb, Carraro, Rauti al limite. Ronaldo, palla sul secondo palo verso Rauti, se la ritrova lì Rauti dopo un passaggio a vuoto da parte di Pelagatti. Beghetto va al cross, troppo forte, troppo profondo, Marras rimessa a Vicenza. Cambi. Credo siano ancora cambi del Caldiero, anzi del Vicenza. Zonta e Capone. Sostituzione per il Lanerossi in Vicenza, esce con il numero 44, Raul Talarico. Fuori Talarico, dentro Zonta. Se esce Morra per Capone.
Arriva anche qualche cambio da parte del Caldiero. Con il numero 29, Loris Zonta. Esce Della Morte per Capone. Ed esce con il numero 99, Matteo Della Rimangono in Morte. campo Rauti e Morra, che hanno già segnato in questa partita. Esce invece Della Morte. Ed entra con il numero 20, Cristian Capone. Per il Caldiero invece fuori Filiciotto. Sostituzione per il Cagliari. Ed entra in campo il numero 85 Omar Sissé. Il numero 85 Cissé. Rimane in avanti il Vicenza con la rimessa laterale in zona offensiva. Ecco la battuta corta, cross di Carraro verso Morra che prova a girarla, poi Ronaldo da fuori, palla che rimbalza tante volte, termina sul fondo. Fuori Filiciotto, lascia il campo per Omar Sissé, ragazzo senegalese, classe 2004, 10 presenze e un gol anche quest'anno per lui con la maglia del Caldiero. Ragazzo cresciuto a San Martino Speme, provincia di Verona, poi passato alla Clivense, che sarebbe il vecchio Chievo, poi è passato da quest'anno al Caldiero. Ronaldo potrebbe calciare da fuori, parte fortissima alla sua conclusione, murata, deviata, si lotta sul rimbalzo, Sandona appoggia, ricomincia Vicenza, senza prendersi rischi. Va Confente adesso, vediamo se va lungo, invece aspetta. Confente trova l'idea per Morra, palla però sbagliata, possibilità quindi per il Caldiero che però non riesce a combinare tra Marras e Sissé. Rauti attacca la profondità, palla che rimbalza, tagliato fuori da Gobetti che gli dà anche un colpetto con la spalla intelligentemente per disturbare la sua corsa. Leverbe. Carraro, palla che passa con qualità per il Vicenza, Morra in avanti per lo scatto di Zonta che è fresco contro Parodi. Zonta era leggermente in vantaggio, poi Parodi aveva la corsia interna, quindi fisicamente era davanti a quel punto rispetto a Zonta, riesce a prendergli il pallone. Zonta, palla buona dentro, occhio al cross che è basso di Capone, non toccato da alcun giocatore del Vicenza che però davvero sta giocando un secondo tempo perfetto, non lascia spazio al Caldiero, cerca di trovare il gol del 3-0 senza mai però prendersi troppi rischi, mantenendo il possesso di palla, facendo correre la squadra avversaria da una parte all'altra. Toccare Zonta, palla che rimane buona, messa dentro verso Morra, poi arriva la conclusione da parte di Capone molto vicino al gol del 3-0. Con il sinistro Capone poteva chiudere completamente ogni tipo di discorso, mancato un po' di freddezza con il numero 20 del Vicenza. Questa palla di Zonta è ottima, verso Morra, palla che passa, Capone, non era facile va detto, c'era tanta porta coperta di prima, sicuramente meglio però il numero 20 Capone. Del Vicenza. Arrivano altri cambi, dentro Rossi e Ferrari. Fuori Ronaldo. Super partita per Ronaldo.
veramente poco, dato la sua solita qualità. Ed entra con il numero 5, Fausto Rossi. Ed esce con il numero 90, Claudio Morra. C'è anche Morra che sta diventando l'uomo in più questa stagione di Vicenza, lì davanti, specialmente in questa fase dove ha segnato in 3 partite consecutive il primo gol della gara. Sì, guardate che cambio, entra Franco Ferrari dopo che esce Morra. Vicenza è veramente una squadra con una profondità pazzesca. Ora sono 4 i cambi per il Vicenza, sono anche 4 per il Caldiero. Intanto Ferrari vicino Rauti, voleva la combinazione corta. Pelagatti in rinvio trova inavvertitamente Giacomel, quindi la giocata senza volontarietà risulta buona, con la presa del portiere ex Virtus Verona. Sisse rischia Jekyll con questo retropassaggio, che però passa. 7 minuti e 30 al 90esimo. Caldiero che non sembra avere maniera di rendersi pericoloso là davanti, anche con i cambi non è cambiato un granché. Se Vicenza rimane concentrato rischia poco, almeno questa è la sensazione. Rossi, Zonta, è la sensazione, ma è anche ciò che si è verificato nel secondo tempo. Tanto Virtus Verona ha pareggiato con il Lecco. Il Lecco attualmente torna dietro al Lumezzane, quota 37 punti, la prima squadra ad essere in zona salvezza, soltanto +1 però sulla Pro Vercelli. Davvero un campionato entusiasmante da tutte le parti, sia davanti con la lotta tra Padova e Vicenza, sia la lotta per i playoff con tantissime squadre. Come sempre ogni anno capita di vedere che si vogliono guadagnare posizionamento utile a partecipare alla post season, ma anche e soprattutto in zona salvezza con la Triestina, che è il gigante là dietro, pronto a cercare una salvezza con Tesser, che si è perso 2 delle ultime 3 partite, l'ultima male contro Gian Erminio 3-0. Rauti, palla dentro, messo a terra Franco Ferrari, invitato a rialzarsi. Gattoni, Jekyll, Fasan sbatte su Leverbe, super partita anche di Leverbe, leader difensivo del Vicenza. Quinto cambio per il Caldiero, dentro Lanzi, ultima sostituzione. Fuori Fasan, che ha cannato, sciupato l'occasione del potenziale 1-0 nel primo tempo, la più grande per il Caldiero. Quella è stata la sliding door di questa partita, con occasione mancata da Fasan, e poco dopo sono arrivati uno dietro l'altro i 2 gol del Vicenza, che per adesso decidono questa partita dopo 85 minuti e mezzo. Basterebbe comunque un lampo per il Caldiero per riaprire la gara. Intanto però il Vicenza continua a spingere con Rauti, servito da Ferrari, ancora Rauti, raddoppiato, Rauti, sterzata, Rauti al limite, Capone sbaglia il controllo, ingresso non perfetto quello di Capone in questa partita. Peccato per
lui, perché avrebbe avuto una possibilità grossa dal limite dell'area. Andare a calciare, sfidare direttamente Giacomel. 4 minuti al 90esimo. Sandon, Beghetto, gestione del Vicenza, non butta via la palla. Adesso Zerbato va da Confente, che si appoggerà su Ferrari, palla però imprecisa. Si lotta sul rimbalzo. Rossi, Beghetto lungo, Ferrari gioca male, corto da Carraro. Allora possibilità per il Caldiero, che adesso alza diversi giocatori. C'è Sissé, vicino Gattoni, Sissé gira da questa parte, Jekyll. Sfidato da Rauti, pasticcia con il pallone Jekyll. Allora Rauti, vicino Ferrari, servito Ferrari, alle sue spalle Sissé, lo spinge a terra, calcio di punizione Vicenza, sempre più vicino ai 3 punti che lo riporterebbero -1 dal Padova. Distanza minima attualmente tra Vicenza e Padova. Vicenza che ha sempre inseguito, adesso però è veramente vicino alla squadra di Andreoletti. Capone fa passare, perde il pallone, Sissé. Rauti con il fallo, vediamo se viene ammonito. No, non c'è cattiveria, però una volta che il Vicenza perde palla fa sempre fallo per spegnere la ripartenza avversaria. Segno di grande intelligenza. Marras, Lanzi, buono controllo, Marras a giro! Eccolo il lampo del Caldiero con Marras che segna un gol clamoroso a Vicenza per regalare una speranza al Caldiero. Negli ultimi minuti la riapre Marras, l'abbiamo detto prima, è un giocatore di talento clamoroso, magari poco continuo anche all'interno della stessa partita, però ha queste conclusioni, ha già fatto tanti bei gol quest'anno e trova di prima con il pallone di Lanzi questo tiro a giro. È credo il primo tiro del Caldiero del secondo tempo, è un tiro difficilissimo che Marras mette all'angolino alle spalle di Confente. 2-1 e allora attenzione, adesso Vicenza sembrava avere tutto sotto controllo, ha soltanto un gol di vantaggio. Marras, 2 palloni in campo, si prosegue, Marras vuole il fondo, arrivano tanti giocatori dentro l'area di rigore, palla allontanata, Jekyll, tutto regolare, chiuso Jekyll in rimessa, niente è scontato fino alla fine, sembrava una passerella per il Vicenza, è arrivato il lampo di Marras, gol clamoroso da parte del giocatore del Caldiero che adesso riaccende le speranze per la squadra veronese che cerca punti importanti per una salvezza che sembrava impossibile un mese fa. È tornato Soavi in panchina, adesso di impossibile non c'è niente, sono arrivati 5 punti nelle ultime 5 giornate, lotta play-out sempre più agguerrita e il Caldiero se la gioca anche sul campo del Vicenza. Jekyll dentro, Sissé, vediamo quanto recupero verrà assegnato. Sissé, Rauti su di lui, Sissé da questa parte, Jekyll, adesso il Vicenza si è abbassato, Jekyll dentro verso Cazzatori, allontana Leverbe, Gobetti, arrivano 5 minuti di recupero, 300 secondi da giocare. Adesso la sensazione che il Caldiero cercherà il gol del 2-2. Vicenza con il massimo sforzo difensivo di questa partita. Incredibile quanto basti poco nel calcio per cambiare gli equilibri all'interno di un match completamente dominato, gestito e controllato dal Vicenza. È arrivato il lampo di Marras e adesso il Vicenza è dietro, il Caldiero spinge. Zerbato, 1 contro 1, potrebbe anche andare al cross. Cross che non arriva, la palla è rasoterra, allontana le Verve senza badare all'estetica. Giacomel, Pelagatti, adesso Vicenza accetta il Caldiero nella propria metà campo,
Sandon con la testa, ci sono giocatori del Caldiero in zona palla, allora riconquista Gattoni. Marras, Cazzatori a terra, spinto forse, anche se stava cercando di prendere equilibrio appoggiandosi sul corpo di Sandon. Sono scivolati entrambi, secondo me ha fatto bene Gori a lasciar correre. Ferrari, qui c'è fallo su di lui, si prosegue, nulla di regolare su Ferrari. Si lamentano poi i giocatori del Vicenza che comunque riconquistano palla, 1 minuto e 20. Vicenza che però non riesce a gestire, vediamo se Rauti arriva. Bravo ad accelerare Rauti, Pelagatti rimane su di lui, poi sfortunato nel toccare il pallone che termina in rimessa laterale. Allora passano i secondi. Vicenza che ha subito il suo gol numero 6 in stagione in 17 partite in casa. Clamoroso dato difensivo del Vicenza. Marras comunque ha segnato un gol difficilissimo, anche oggi ha concesso poco, più grande occasione soltanto Fasan su un errore individuale nel primo tempo. Ora palla per il Caldiero quando mancano 3 minuti, rimessa già battuta. Lanzi, su di lui Carraro, lo chiude. Lanzi, Gattoni, da questa parte Gecchelè, servito male, può approfittarne quindi Capone, fallo su Capone, fallo anche su Rauti, punizione Vicenza. Prende tutti i secondi possibili Rossi, poi si allontana, andrà Beghetto che vuole andare da Ferrari, almeno questo è il suo segnale. 2 alla fine, Beghetto ci mette tanto, poi scivola al momento della battuta verso Ferrari, per fallo. Allora calcio di punizione per Giacomel che deve fermare il pallone e lo ferma. Pelagatti alza, davanti non ci sono tanti saltatori, però Cazzatori ha una buona elevazione, riesce a vincere il contrasto aereo, poi Marras un po' strattonato dall'altra parte. Rauti prende posizione su Pelagatti, è più veloce. Rauti, dentro c'è Ferrari, potrebbe chiudere la Vicenza. Rauti dentro verso Ferrari con la testa Gobetti, cancella la possibilità, mancano 90 secondi, possibilità ancora per il Caldiero che attacca adesso a centrocampo con Pelagatti. Va da Sissé, a sinistra Parodi, in avanti Zerbato, Cazzatori, Marras, tutti là. Lanzi, scarico Sissé, Sissé la alza, da questa parte Marras, buono il suo controllo, Marras, 1 contro 1, Marras sinistro, teso, deviato. Allora manca 1 minuto, Pelagatti, sempre il Caldiero che cerca con coraggio 2-2. C'è un problemino per un giocatore del Vicenza. Gioco fermo, forse si proseguirà per qualche altro secondo oltre il 95esimo. Lanzi sbaglia tutto. I compagni lo guardano come dire che tipo di scelta hai fatto. Qui un po' i limiti del Caldiero. Lanzi che ha alzato il pallone, la sua intenzione era quella andare a buttare il pallone in mischia, però è uscita una traiettoria veramente troppo profonda. Allora il Vicenza adesso è a 20 secondi dai 3 punti. Sissé scivola, Lanzi appoggio, Sissé, Parodi, questa è l'ultima possibilità della partita. Zerbato innesca Lanzi, palla che passa, Zerbato chiuso in rimessa laterale, vediamo se c'è tempo di batterla. Zerbato finisce qui il Vicenza, soffrendo in maniera inaspettata alla fine. Prima il gol di Morra, poi quello di Rauti, è arrivato nel finale il gol fantastico di Marras per ridare una speranza al Caldiero, ma alla fine la partita la porta a casa meritatamente il Vicenza e si riporta -1 rispetto al Padova. 5 giornate dalla fine, Padova 75, Vicenza 74, stiamo vivendo una stagione fantastica. Amici di Sky, restate con noi veramente fino a fine aprile perché questo girone A specialmente sta dando delle emozioni fantastiche. Anche negli altri gironi ovviamente le emozioni non mancano, ma questo testa a testa tra Padova e Vicenza ha veramente
dell'incredibile e meraviglioso. Fino alla fine lo vivremo insieme. Oggi il Vicenza ritorna sotto al Padova dopo aver pareggiato la settimana scorsa contro il Lecco. Sembrava forse finita, il Padova ha fatto un regalone perdendo contro il Novara, sbagliando un calcio di rigore sul risultato di 2-1. Il 2-1 invece lo fa il Vicenza contro il Caldiero e si riporta sotto a -1. Si chiude con questa immagine la diretta di Vicenza.